Buonasera dal nostro telegiornale, bentrovati a questa edizione serale che apriamo con la cronaca e con una tragedia della strada che si è verificata la scorsa notte attorno all'1:30 sul vallone nel comune di Doberdò del Lago. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Monfalcone che sono intervenuti appunto per una fuoriuscita autonoma di strada. Il conducente di un'auto ha perso il controllo e la passeggera, una ragazza di 29 anni di Faedis, Jessica Longe, ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento dei sanitari inviati nel cuore della notte dalla centrale Sores di Palmanova. Non in pericolo di vita il conducente, un ragazzo di Buia, che è stato trasportato in ospedale a Cattinara. E sempre la scorsa notte ci sono stati diversi interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Udine, questo perché c'è stata una serie di incendi dolosi in via Brigata Divisione Osopo a Udine, perché qualcuno ha incendiato a più riprese 10 cassonetti dei rifiuti. I danni sono in corso di quantificazione. Uno speleologo è rimasto ferito nella grotta Buca Mongana, 2000 metri di quota e a meno 20 metri di profondità nel gruppo del Duranno Cima dei Preti. Sul posto è stato inviato l'elicottero della Protezione Civile con 2 soccorritori del soccorso speleologico e con un medico. Il ferito è stato raggiunto nella grotta, ma il tempo è peggiorato notevolmente. L'elicottero della Protezione Civile non può più al momento portare altre squadre in quota. L'alternativa sarà quella di salire a piedi, ma ci vorranno diverse ore di cammino, oppure provare a percorrere un tratto in auto lungo la pista forestale. La grotta, che è poco conosciuta perché ancora in esplorazione, presenta una strozzatura e non si sa se la barella potrà passare con il ferito e quanto sarà necessario allargarla. Vediamo la situazione Covid in regione con oggi in Friuli Venezia Giulia 9 nuovi contagi rilevati su 1473 tamponi molecolari, di cui 4 riguardano migranti richiedenti asilo nell'area dell'ex provincia di Trieste. La percentuale di positività è dello 0,61%. Per il 66% dei casi positivi si tratta di persone al di sotto dei 29 anni. Nessun caso è stato rilevato per quanto riguarda i 506 test rapidi antigenici che sono stati effettuati. Non si sono registrati decessi, non risultano esserci persone ricoverate in terapia intensiva, scendono a 6 quelle ricoverate in altri reparti e calano anche le persone in isolamento a quota 180. Lo scontro politico sulla sanità in Friuli Venezia Giulia, in particolare sul sostegno al privato accreditato, protestano Movimento 5 Stelle e la sinistra, risponde il parlamentare Roberto Novelli di Forza Italia. Sentiamo. Che cosa rimarrà della sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia? Se lo chiede in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Ussai, dopo l'approvazione del piano operativo per il recupero delle liste d'attesa e l'accordo triennale con le associazioni dei privati accreditati. Interi reparti rischiano la chiusura perché mancano specialisti sempre più attratti dal privato e l'assessore Riccardi, scrive Ussai, invece di incentivare il pubblico, continua a foraggiare la sanità privata. Nel frattempo i professionisti del pubblico in regione sono i peggio pagati d'Italia. Contro la decisione della Giunta regionale di assegnare ulteriori fondi alla sanità privata per risolvere alcune criticità del pubblico, anche il consigliere regionale di Open Sinistra FVG, Furio Onsel, che parla di una chiara e grave indicazione che l'assessore Riccardi non vuole sostenere la sanità pubblica. Ancora più grave, dice Onsel, è motivare la decisione con le difficoltà provocate dalla pandemia. A parlare invece di attacchi ideologici da parte del PD del Friuli Venezia Giulia è il deputato di Forza Italia e componente della Commissione Affari Sociali della Camera Roberto Novelli. Se un errore è stato fatto non è quello di aver deciso oggi di ampliare la collaborazione tra sanità pubblica e privato accreditato, scrive, bensì di non averlo fatto prima. Chi oggi mistifica la realtà parlando di attacco finale al sistema sanitario pubblico dimentica che il Friuli Venezia Giulia ha una percentuale di spesa sanitaria per assistenza privata accreditata tra le più basse d'Italia, l'11,9%, quart'ultima a livello nazionale, e persino regioni storicamente rosse come Emilia-Romagna e Toscana registrano percentuali che si avvicinano al 20%.
Che cosa E restando in tema sanità c'è anche una lettera, fa discutere anche la lettera firmata da 40 operatori del 118 di Trieste, denunciare i disservizi della Sores, la sala operativa emergenza a Palmanova, lettera che viene resa nota dal consigliere regionale del gruppo misto Walter Zalucar e che ripropone, scrive Zalucar ancora una volta, lo stato di criticità in cui versa la rete di emergenza della nostra regione. Lettera citata anche per quanto riguarda il gruppo dei cittadini dal consigliere Simona Liguori, dice una lettera che è sintomo di malessere, la Regione deve ascoltare le ragioni dei professionisti, fare sintesi e prendere le decisioni conseguenti nell'interesse di chi lavora e dei cittadini. A un anno circa dalla sua scadenza la Regione non sembra essere intenzionata a rinnovare la convenzione per la lotta agli incendi boschivi con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. A dichiararlo è Damian Nacini, segretario regionale del CONAPO, secondo il quale vi è il rischio concreto che tutto il territorio possa subire dei danni irreversibili. Senza una convenzione non si avrebbero vigili del fuoco aggiuntivi a protezione dei territori, ma solo quelli già impegnati nelle regolari squadre di soccorso già sovraccaricate dalle altre richieste di intervento. C'è un'allerta meteo che riguarda la serata di oggi e la notte per un fronte atlantico che passerà sulla regione e si formerà un minimo depressionario sulla fascia costiera in particolare, che porta a prevedere piogge intense e temporali sulle province di Gorizia e Trieste. Nella parte meridionale dell'ex provincia di Udine da domani è previsto un miglioramento. E ora parliamo di commercio. La zona bianca e la conseguente ripresa delle cerimonie fanno sorridere i negozi di abbigliamento, complici anche i saldi che sono partiti ieri. La signora è pronta per i saldi, per fare gli acquisti? Un po'. I soldini ci sono pochi. Di che cosa ha bisogno, che cosa vuol comprare? Io comprerei tante robe perché mi piacciono. Però arriva fino lì. Ecco. Bisogno, non c'è bisogno, adesso è tutta un'altra cosa, bisogna comprare quella roba perché ha l'amica, capito? Shopping mano nella mano, mamma e figlia. A che cosa punta, visto che oggi sono iniziati i saldi? Ma scarpe principalmente e qualcosa per lei, qualcosa di giovane per lei. Un sogno nel cassetto per quello che riguarda l'abbigliamento? Oh, a me piacciono tantissimo i vestiti lunghi, quindi vestiti lunghi e tacchi alti. 83, cosa abbiamo riservato? Una giacca nuova per mia moglie. E per te? No, per me niente. Solo per tua moglie. Quanto hai risparmiato quei saldi? Vedendo il prezzo dichiarato sono 49 euro di risparmio. Vado dalla signora. Che cosa vuol comprare? Un vestiti? Quanti? Due o uno. Ha già pensato al colore? Sì, blu. Cosa sta cercando, signora? Qualcosa che mi colpisca. Senta, i saldi forse aiutano. Sì. Se si trovano le cose, sì. Per ora non ha acquistato nulla? No, sono appena entrata. Arteni, c'è un oggetto dei desideri che ben si abbina con i saldi? Diciamo che di tutto un po' interessa alla gente, in modo particolare evidentemente dopo un anno di non acquisti e avendo acquistato in quel periodo tutto quello che riguardava i beni per la casa, si ritorna con piacere all'abbigliamento. Anche il capospalla e ovviamente pensando alle ferie e a tutto quello che è l'abbigliamento mare, abbigliamento montagna. Si chiama forest bathing o bagno nella foresta, è una pratica che è nata in Giappone, sta spopolando nel nord Europa ma è ancora poco conosciuta e praticata in Italia. A Gorizia è nata la Società Italiana di Medicina e Terapia Forestale che vuole promuovere e sostenere la ricerca in questo ambito per le principali patologie croniche non trasmissibili. La Società Italiana di Medicina e Terapia Forestale, in collaborazione con gli ordini dei medici delle province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, hanno condotto questa ricerca che ha valutato alcuni aspetti delle prescrizioni verdi della classe dei medici, degli iscritti all'ordine.
e abbiamo valutato il grado di conoscenza che non è molto alto riguardo a queste prescrizioni nell'ambito dei medici, ma la percezione dell'efficacia, della validità come strumento preventivo ma anche di integrazione è in realtà molto elevata. Ci sono alcune caratteristiche che vengono individuate dai medici riguardo alle caratteristiche che questa terapia forestale deve avere, ovvero deve essere svolta in ambiente con una ricca concentrazione di alberi che abbia la possibilità di emettere quindi le sostanze volatili organiche in una concentrazione elevata, e possibilmente devono essere percorsi quindi validati con delle esperienze cliniche, con delle esperienze scientifiche possibilmente pubblicate. Esiste però emerge la necessità e l'esigenza da parte dei colleghi iscritti agli ordini di avere un sistema organizzativo che possa gestire i flussi informativi riguardo questo tipo di attività, la loro organizzazione e anche la loro dimostrazione di efficacia nell'ambito delle specifiche patologie in oggetto. A Gradisca questa mattina sono andate in scena le finali regionali Under 12 di pallavolo. C'era anche il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin che assieme al Presidente del CONI e della FIPAV regionale ha commentato un forte segnale di ripartenza soprattutto per chi ha sofferto di più dalla non possibilità di praticare sport. Una gioia profonda vedere i ragazzi tornare a divertirsi praticando lo sport, vedere i genitori che fanno il tifo, vedere lo staff tecnico motivato. Anche da questa situazione difficile della pandemia usciamo con quelli che sono i sentimenti e anche i valori dello sport, e quindi l'alleanza, la capacità di giocare in squadra, di sapersi sacrificare, di tendere un obiettivo. Ecco. La Regione ha dato al Comitato regionale del CONI 4 milioni da distribuire per mettere in sicurezza gli impianti sportivi, sanificarli e quindi far giocare i nostri ragazzi e le nostre ragazze in sicurezza, e questo credo sia un unicum nel nostro paese, a dimostrazione che vogliamo proprio riprendere la normalità. Lo sport penso aiuterà molto la nostra comunità. Fare una finale con i bambini, i ragazzini più piccoli, quelli che in effetti hanno cominciato più tardi e sono riusciti a cominciare l'attività quindi negli ultimi mesi, fare questa finale regionale doveva essere in un parco, l'abbiamo fatto comunque in una struttura, in una bellissima palestra, per poi lanciare questi ragazzi che andranno a fare la finale nazionale a settembre. È un segno di ripartenza, soprattutto quello dei più piccoli, che sono quelli che probabilmente hanno sofferto più di tutti. Pensieri olimpici e tante emozioni. Ieri sera a Lignano per la 32esima edizione del meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà, 2 i record di manifestazioni che sono stati ritoccati, tra questi quello dei 100 con la regina indiscussa della manifestazione Elaine Thompson. Forte emozione per l'intitolazione della pedana del salto in alto. Da Alessandro Talotti c'erano anche i genitori e la moglie. Abbiamo fatto del nostro meglio. L'anteprima, avete visto, è stata anche il ricordo dovuto assolutamente di Alessandro Talotti con i genitori, con la moglie, con il figlio Elio. Abbiamo scoperto una targa, questa pedana del salto in alto, il comune ha deciso di dedicarla, di titolarla proprio a lui. Abbiamo anche dato un riconoscimento a Massimo Di Giorgio, che 40 anni fa saltò primo in Italia e fra i migliori in assoluto al mondo, allora 2,30 m, e quindi abbiamo dato anche questi riconoscimenti. Adesso stiamo premiando gli atleti con disabilità Special Olympics che hanno corso i 50 metri e poi ci sono mescolati con i vittoriosi della gara dei 100 metri, Michael Rogers per dirne uno, che è un campione mondiale olimpico dei 100 metri. È stato un momento intenso e per me anche molto intimo, perché so veramente i sacrifici che Alessandro ha fatto e ha continuato a fare anche con la malattia, per lo sport in generale, per l'atletica, ma per tutti gli sport, e vedere queste riconoscenze per lui mi dà motivo di orgoglio, perché so che è, perché per me è ancora qui con me, una bellissima persona, e io sono veramente onorata di aver fatto parte del suo percorso, di aver visto come
come lavorava per lo sport e niente, sono emozionata. E qui Lignano la porterò sempre nel cuore perché so che per lui era come una seconda casa. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata.